Quarta corsa dal Savio di Cesena, una prova per 4 anni femmine, non vincitrici di 38.000 euro nella carriera, sono in 7 al via. L'1 Beyoncé Jet, 2 Baltimora Spav, 3 Borea SL, 4 Bariama, 5 Bonnuibi, 6 Aga dei Veltri, 7 Betta Indal. Autostart che ha raccolto le concorrenti, entra addirittura, va per staccare per questa quarta corsa della serata dal Savio. Si parte con Aga dei Veltri che parte piano, Bariama sbaglia, Bonnuibi, Bariama che va al comando nei confronti di Baltimora Spav, poi Beyoncé Jet, Baria e Borea SL, mentre galoppa anche Aga dei Veltri. Alla retroguardia ci sono Betta Indal e Bonnuibi. Primi 200 metri passati da Bariama in 14,4, in vantaggio nei confronti di Baltimora Spav, già incollata al casco della leader. In terza posizione Beyoncé Jet, poi ancora Borea SL e Betta Indal, 400 passati in 28,7. Tira via Bariama, grande andatura sul piede dell'1,12 scarso, e si vanno così a completare i primi 600 metri di corsa con la fila indiana che è davvero lunghissima, 43,6. Ovviamente si fa fatica ad avanzare all'esterno. Davanti alle tribune Bariama scatenata in avanti nei confronti di Baltimora Spav che la segue da vicino, poi Beyoncé Jet, Borea SL e Betta Indal, gli 800 in 58 spaccato. Si continua sul piede dell'1,12,5 con in vantaggio Antonio Di Nardo e Bariama nei confronti di Baltimora Spav, poi Beyoncé Jet fanno fatica a ricongiungersi le altre, 1,12,9 il primo chilometro con una frazione in 14,9 sulla curva di destra. Bariama in vantaggio nei confronti di Baltimora Spav che prova a spostare all'esterno, ha seguito la leader tutta strada e ora viene per fare l'arrivo a 400 dalla conclusione, 14,5 la dritta di là. Bariama che cerca di difendersi al comando, attacca all'esterno Baltimora Spav, poi ancora Beyoncé Jet e Betta Indal che cerca di mettersi in moto a 300 dalla conclusione. Bariama che si difende braccio e frusta nei confronti di Baltimora Spav che attacca, Beyoncé Jet che cerca di venire in mezzo alla pista in anticipo su Betta Indal, insiste Baltimora Spav all'attacco di Bariama ed è passata. Baltimora in vantaggio nei confronti di Baria e di Beyoncé. Baltimora Spav che conclude vincitrice nei confronti di Bariama, al terzo Beyoncé Jet. 29,9 la chiusa, 1,13,4 il ragguaglio cronometrico per il successo di Baltimora Spav. Vincenzo Gallo per Rocco Spagnuolo e la scuderia Santese. Il successo in percorso coperto della figlia di Conway Hall che fila incollata al casco di Bariama, la leader scatenata lungo il primo chilometro, sposta gli ultimi 500 metri e sul palo ne dispone a piacimento. Al terzo Beyoncé Jet, 2,41 l'ordine d'arrivo molto probabile della quarta dal Savio.